19.000 euro l'anno, questo è il reddito medio di lavoratori e pensionati del Veneto, secondo i dati elaborati dai CAF CGIL del Nord-Est, che hanno raccolto 257.000 dichiarazioni 730. Gli uomini raggiungono quota 24.257 euro lordi l'anno, le donne invece, più penalizzate, si fermano a 14.576, quasi il 40% in meno degli uomini. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 14 settembre 2022. La prima notizia del giorno riguarda il dossier estratto dalla campagna fiscale che si avvicina alla sua conclusione, il dossier sugli stipendi, o meglio sui redditi di lavoratori e pensionati veneti. I numeri dimostrano il dramma sociale cui andremo incontro nelle prossime settimane, così scrivono i quotidiani del gruppo Gedi che pubblicano la notizia. Il reddito medio, appunto, senza distinguere tra chi è ancora in attività e chi è in pensione, supera di poco i 19.000 euro. Come fare quindi a far fronte al caro bollette e all'inflazione? Questo un po' il tema. Questi cittadini, lavoratori, pensionati vivono in una delle regioni più industrializzate del paese, dovranno cavarsela con poco più di 1.000 euro netti al mese, con l'inflazione che si aggira, anzi supera l'8%, con punte superiori anche al 9% in alcune città capoluogo. Questo in Veneto, che è tra le regioni italiane che registrano il più alto livello di inflazione. Ci sono le dichiarazioni di Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL del Veneto, sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi. Proviamo a immaginare, dice, in che misura possono incidere su queste famiglie aumenti delle bollette e dei beni alimentari che sommati raggiungeranno nell'arco del 2022 anche i 2.000 euro, quasi 2 mesi di stipendio o di pensione. Attenzione, parliamo soltanto degli aumenti, senza considerare i lavoratori poveri, chi un'occupazione neanche la trova, chi potrebbe perderla, chi finirà in cassa integrazione con una decurtazione del reddito. Ed è anche per questo che 700 lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, partiranno oggi per partecipare all'Assemblea Nazionale della CGIL, che ha per titolo Ascoltate il lavoro. Non è un caso, spiega Basso, se abbiamo scelto di svolgere questa iniziativa nel pieno della campagna elettorale, a 10 giorni dal voto. Lavoro, caro bollette, sanità, PNRR, legalità sono i principali temi su cui si sono confrontati ieri a Palazzo Balbi i segretari generali di CGIL, CISL e UIL del Veneto, Tiziana Basso, Gianfranco Refosco e Roberto Toigo, con il presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia. Un incontro per rappresentare la preoccupazione per la situazione che stanno vivendo le famiglie, i lavoratori e i pensionati. Sono a rischio, senza interventi adeguati, la tenuta sociale della regione e quella del sistema produttivo, avvertono i sindacati. Al centro dell'incontro in regione il caro bollette dovuto alla crisi energetica, l'inflazione, la coda dell'emergenza Covid, il funzionamento della sanità e delle RSA, quindi delle case di riposo, i temi della legalità sul nostro territorio. E non possiamo tralasciare i progetti del PNRR. La crisi di governo e le prossime elezioni politiche, dice sempre Tiziana Basso, hanno rallentato l'iter di realizzazione di tanti interventi fondamentali per il nostro territorio. Aspettiamo la convocazione del tavolo per cominciare a dare le risposte attese. Questo per quanto riguarda il dossier sui redditi di lavoratori e pensionati in Veneto. Ricordo, reddito medio 19.000 euro lordi l'anno, con una forte differenza tra donne e uomini, una differenza del 40%, e quindi il problema di come affrontare l'inverno e l'autunno con bollette costosissime, rincari dell'energia e un'inflazione che in Veneto si aggira tra l'8 e il 9%. Voltiamo pagina. Parliamo sempre di stipendi, ma in questo caso sono gli stipendi dei manager pubblici che sicuramente sono ben più alti della media delle cifre che abbiamo visto, ma soprattutto che si alzeranno ancora di più, perché come abbiamo sentito nelle ultime ore nei telegiornali e letto su tutti i social,
dopo un blitz nella commissione Senato è saltato il tetto agli stipendi dei manager pubblici senza che Draghi tra l'altro ne sapesse nulla. Si tratta di un'iniziativa dei dirigenti stessi del Tesoro, parrebbe, così scrivono almeno i quotidiani del gruppo Gedi, ministero guidato da Daniele Franco, distratto a quanto pare quanto il compaesano collega dei rapporti con il Parlamento Federico D'Inca. Insomma, è una piccola curiosità, un caso a cui i quotidiani del gruppo Gedi dedicano uno specchietto perché Draghi sarebbe infuriato con Franco e D'Inca, che hanno la caratteristica comune di essere bellunesi, quindi da paese con la più alta concentrazione di ministri ad epicentro dell'ira di Draghi. Trichiana, questo è il comune del bellunese dove vivono Daniele Franco e Federico D'Inca, appunto i due ministri in qualche modo finiti nel mirino di Draghi. Trichiana torna alla ribalta della politica nazionale dopo appunto questo blitz che ha fatto saltare il tetto agli stipendi dei manager pubblici, quindi manager che potranno avere stipendi ancora più alti proprio in questo momento di crisi e in cui probabilmente le priorità del paese sono altre. Parliamo ancora di economia, siamo sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Riccardo De Toma scrive un articolo in cui si passano in rassegna i dati Istat relativi all'economia del Veneto e anche del Friuli Venezia Giulia. Vediamo il titolo: esportazioni del Veneto in aumento del 19,3%, ma l'import cresce ancora di più. Nel semestre il nord-est sfiora i 100 miliardi di vendite all'estero, ma aumentano i prezzi e peggiora la bilancia commerciale. In Veneto il saldo export-import è di 45 punti percentuali e mezzo in crescita rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Cresce il saldo import-export anche in Friuli Venezia Giulia del 14,8%, però quindi una crescita più contenuta. Insomma, la bilancia commerciale è sempre più sbilanciata dal lato delle importazioni. Questo nonostante l'export del nord-est nei primi 6 mesi del 2022, in crescita del 20% rispetto al 2021, abbia sfiorato i 100 miliardi di euro, a trainare il recupero soprattutto il Friuli Venezia Giulia, che ha visto un incremento del 30,8%, mentre il Veneto si accontenta di un più modesto più 19,3%. Si chiude qui la pagina del lavoro e dell'economia. Parliamo ora di politica e lo facciamo prima di tutto con un tema ampiamente dibattuto, quello dell'autonomia. Leggiamo sul giornale di Vicenza di oggi, articolo firmato da Paolo Rodari, mentre i leader nazionali litigano e si confrontano sull'autonomia, in particolare all'interno del centrodestra, dove in questi giorni è emersa in modo chiaro una frattura tra Fratelli d'Italia e Lega su questo tema. Se per il partito di Salvini l'autonomia sarebbe una priorità, Fratelli d'Italia invece la mette al secondo posto rispetto ad altre riforme, come ad esempio il presidenzialismo, e comunque ritiene che prima vadano risolti altri problemi come quelli legati alla crisi. Insomma, i partiti si confrontano, ma c'è un altro dibattito sulle pagine del giornale di Vicenza di oggi, quello tra i politologi e gli osservatori, insomma gli esperti e gli analisti veneti, ai quali il giornale di Vicenza ha chiesto se la lotta per l'autonomia sia ancora una questione che scalda i cuori almeno dei veneti. Leggiamo il titolo quindi del giornale di Vicenza: la lotta per l'autonomia. C'è chi dice che cova sotto la cenere, secondo altri sono mutate invece le priorità. C'è chi la vede come una battaglia ancora attuale in cerca di leader credibili e chi la ritiene superata. Dopo Covid e crisi si cerca invece protezione globale. Quindi il dibattito dopo 1800 giorni dal referendum del 2017, il punto di politologi e analisti veneti. Abbiamo allora Luca Romano, sociologo di Local Area Network, anche fra gli elettori
elettori della Lega l'autonomia non convince più, ha preso piede un certo scetticismo. Secondo Giovanni Diamanti, cofondatore di Youtrend, nel 2017 era un tema sentito quello dell'autonomia. Oggi pensa Diamanti che si possa ancora cavalcare. Secondo Feltrin il problema è quali sono i contenuti di questa autonomia. Basteranno a soddisfare i veneti. Questa opinione di Paolo Feltrin, politologo. Insomma, una questione in qualche modo dibattuta, ma anche in termini fumosi, poco chiari, e nemmeno agli esperti è chiaro se davvero di questa autonomia interessi ancora qualcuno. Quel che è certo è che, guardando i sondaggi elettorali in Veneto, l'unico partito che ha fatto dell'autonomia un proprio elemento di campagna elettorale, di traino anche l'elezione di Luca Zaia, attuale presidente della Giunta regionale del Veneto, ovvero la Lega, è in calo in tutti i sondaggi ed è stato ampiamente superato, anzi doppiato, dall'alleato Fratelli d'Italia, che sull'autonomia sappiamo bene la pensa in modo diverso e soprattutto non ne parla quasi mai. Difficile quindi pensare che, se ai veneti l'autonomia interessa ancora così tanto, si possa spiegare un voto così sbilanciato su partiti che non ne fanno una priorità. Proseguiamo con la politica. Un politico veneto è stato querelato dagli alpini, l'accusa quella di averli diffamati. Questa la notizia sul Corriere del Veneto di oggi, dopo la bufera sulle molestie alla dunata degli alpini di Rimini. Ricorderete le accuse da parte di associazioni femministe, accuse di molestie nei confronti delle donne. C'era stata anche una denuncia. Si parlava di molestie da parte degli alpini appunto presenti alla dunata di Rimini nei confronti di tante donne, ma poi la cosa non ha più avuto seguito. Numerose furono le segnalazioni di molestie, ricorda il Corriere del Veneto, da parte di donne che si sono sentite molestate nelle strade, negli stand, mentre passeggiavano. Hanno raccontato approcci volgari, fastidiosi, eccessivi, anche tentativi di aggressione. C'è stata una denuncia che è stata depositata ma anche archiviata dalla procura per l'impossibilità di identificare i presunti autori, ma le polemiche sono state immediate. Molti avevano puntato il dito contro gli alpini ritenendoli direttamente responsabili delle molestie. Questo evidentemente non poteva essere tollerato da parte degli alpini e dall'ANA, l'Associazione Nazionale appunto degli Alpini, che chiede rispetto. Vogliamo che non succeda più questa opera, diciamo, di diffamazione, e quindi ha presentato addirittura 4 querele nei confronti di 2 cittadini, un giornalista e in Veneto di un politico con incarichi a livello locale e provinciale. Queste, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, sarebbero soltanto le prime querele. Il pool di avvocati di cui si avvale l'Associazione degli Alpini sta valutando altre posizioni. Insomma, un duro contrattacco nei confronti di chi, secondo gli alpini, ha offeso il corpo e l'associazione, rappresentando tutti gli alpini come ubriaconi e molestatori. Non è stata coinvolta invece l'associazione, non una di meno la prima a sollevare il caso sulle presunte violenze alla dunata di Rimini. Non abbiamo proceduto perché non esiste, non è una realtà giuridica, così spiega il portavoce dell'Associazione Nazionale Alpini. Inoltre i contenuti dei post di non una di meno sono opinioni, non reati. Il danno è stato causato dalle reazioni a quei post social. Al politico veneto querelato sarebbe stata fatale una dichiarazione durante una trasmissione televisiva, ma la querela in ogni caso non è ancora stata notificata. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo, le ultime 2 notizie flash per oggi. La prima, sul Corriere del Veneto di oggi, un dietro le quinte che in realtà dovrebbe essere una notizia pubblica. Semplicemente si tratta dell'approvazione di una legge da parte del Consiglio regionale del Veneto
agriturismi passa la norma fra le polemiche. Questo è il titolo. Si tratta appunto della nuova legge sugli agriturismi, un progetto di legge che ha avuto un iter piuttosto travagliato, alta tensione ieri in Consiglio regionale, nonostante poi il voto positivo unanime da parte appunto di tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione. Materia del contendere erano l'aumento dei posti letto negli agriturismi, alla fine saranno 45 il tetto massimo rispetto ai precedenti 30 posti letto, e la possibilità, sempre per gli agriturismi, della consegna a domicilio, ma senza il catering a cui si era opposto Fratelli d'Italia. Apparentemente la sfida era tutta fra il mondo degli albergatori e della ristorazione, preoccupati dalla concorrenza sleale da una parte e dall'altra il mondo dell'agricoltura in forte pressing per aumentare il ventaglio delle offerte per gli agriturismi. Due mondi rappresentati idealmente, scrive il Corriere del Veneto, da Fratelli d'Italia da una parte e Lega dall'altra, quindi un bisticcio tutto interno alla maggioranza. A far esplodere la situazione una lettera irrituale inviata ai capigruppo e firmata dalla direttrice di Coldiretti, recapitata il giorno prima all'ora di cena, contenente una serie di raccomandazioni percepite come perentorie, ispirate da altri ambiti regionali e che appunto hanno fatto infuriare o comunque hanno creato qualche fastidio ai consiglieri regionali e all'assessore competente in materia Federico Caner, entrambe le deleghe agricoltura e turismo. Insomma, furiosi consiglieri leghisti, non ultimi il vicepresidente del Consiglio Nicola Finco e soprattutto appunto l'assessore Caner. A Palazzo molti mugugni, e anche però un po' di soddisfazione perché per la prima volta in 2 anni il Consiglio regionale, secondo alcuni, ha tirato fuori gli attributi rispetto a pressioni indebite. Quindi insomma, tra accuse di lobbismo e bisticci appunto sempre interni alla maggioranza tra Lega e Fratelli d'Italia, si arriva poi al voto unanime della nuova legge sugli agriturismi. L'ultima notizia di oggi, a 11 giorni dal voto, le parole di Zaia che commenta i 7.000 sostenitori in piazza per la Meloni in piazza Ferretto a Mestre. Dice: sono un popolo da rispettare e il segno che vinceremo, intendendo quindi una probabile vittoria del centrodestra. Il presidente della giunta regionale del Veneto dice che è concreta la possibilità che la campagna elettorale finisca bene per il centrodestra, e interrogato sulla gara interna appunto alla destra tra soprattutto Lega e Fratelli d'Italia dice: ho visto alti e bassi, ma escludo un rimpasto di giunta, parlando della regione naturalmente, o altre forme di riequilibrio insomma in regione, se Fratelli d'Italia, che attualmente ha soltanto un assessore nella giunta guidata da Luca Zaia in Veneto, se Fratelli d'Italia dovesse doppiare la Lega alle elezioni politiche in Veneto, comunque Zaia non farà cambiamenti. Questo per quanto riguarda la politica veneta. Spesso accade, si occupa più che altro di gossip e poltrone. Del resto, dopo 30 anni di governi monocolore, difficile che sia altrimenti. E in ogni caso, per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.